Valorizzare l'arte, farla conoscere ed apprezzare. È questo l'obiettivo della Vernice Art Fair, la prestigiosa mostra svolta a Forlì nei giorni scorsi, giunta quest'anno alla sua 10ª edizione, che ogni anno vede passare tra i suoi stand circa 11.000 persone seriamente interessate ed entusiaste per le tele esposte. Una manifestazione interamente dedicata all'arte contemporanea e ai suoi artefici, provenienti da tutta Italia. Un'ottima vetrina espositiva a cui hanno partecipato gli artisti più meritevoli ed affermati nel settore artistico di cui si occupa la Vernice Art Fair. Tra questi Margherita Trupiano, nota al grande pubblico come giornalista, ma in continua ascesa anche sul campo artistico. Siamo andati con le nostre telecamere alla Vernice Art Fair di Forlì per seguire l'evento e viverne insieme ai protagonisti lo slancio artistico che fuoriesce da ogni tela esposta. Per me è un momento molto importante questa partecipazione a Forlì Art Fair, è un momento di confronto con tantissimi artisti, ci sono delle espressioni veramente straordinarie, la fortuna di incontrare i rappresentanti di arte XXI secolo mi ha agevolata nel venire in contatto con queste realtà, che dire, sono veramente felice e spero di continuare a portare i colori della mia terra così fuori dalla Sicilia, perché possano ancora essere apprezzati, ma ancor più che le mie tele, la mia splendida Sicilia. Un successo confermato dai numerosi storici e critici d'arte provenienti alla mostra proprio per valutare le tele esposte alla Vernice Art Fair 2012, fulcro attrattivo di arte contemporanea. Margot è, prima di un'altra considerazione, un artista con una sensibilità straordinaria nella combinazione dei colori. Quella di stendere dei colori sulla tela è un'attività abbastanza facile, ma quella di fare in modo che tutto si armonizzi in un unicum di grande gradevolezza e di grande significato è una dote piuttosto rara, che Margot ha senza dubbio, e infatti è qui con noi. E poi dopo quella indagine che abbiamo fatto sui siti ovviamente l'abbiamo invitata e lei ha molto graziosamente aderito al nostro invito e quindi oggi festeggiamo la sua presenza a Forlì. Ho scelto le opere di Margherita perché si sono evolute nella sua sicilianità, nel suo essere carnale. La Magna Grecia ricorda questi suoi colori, questi gialli intensi, questi arancioni intensi, questo sbattere il colore e la materia dentro all'opera. Quindi io la trovo estremamente dinamica, estremamente socievole anche in qualche modo. È un'arte socievole perché ci parla, ma nel frattempo ci lascia anche parlare. Ma per Margherita Trupiano la Vernice Art Fair è stata la prima tappa di un percorso ricco di soddisfazioni. Sino al 7 aprile le sue opere saranno esposte a Savona, presso la Galleria Arte del XXI secolo, un'elegante struttura sita nel centro storico della città ligure, che presenta al pubblico una collettiva di artisti destinata ai collezionisti di opere d'arte di piccole dimensioni. Un importante appuntamento che rinnova la tradizione savonese del collezionismo in occasione delle più importanti festività religiose, un ulteriore successo inanellato dalla nostra Margherita Trupiano.